Il coronavirus toglie fiato all'economia che ha bisogno di ossigeno. A più di un mese dall'inizio dell'epidemia, un sondaggio che ha coinvolto 3.600 artigiani fotografa la visione, le attese e i timori delle aziende venete. Innanzitutto il fattore sicurezza. Nessuno si illude che la pandemia passi in fretta, anzi il 38,8% degli artigiani prevede di subire un rallentamento economico di almeno 6 mesi, oltre la fase emergenziale. Ma le imprese hanno bisogno di arrivare attrezzate alla riapertura, con procedure e dispositivi di protezione che inizialmente sono stati difficili da reperire, ma che per ripartire dovranno essere a disposizione di tutti. Da questo nemico, da questo grande problema, da questo coronavirus, da questa epidemia, ci si dovrà difendere non per tempi brevi, ma per tempi estremamente lunghi. Ecco per cui alla ripartenza due sono le cose importanti di cui abbiamo bisogno. Uno, di avere delle procedure chiare sulla sicurezza in azienda, di avere dei dispositivi di protezione che devono essere a prezzi contenuti e soprattutto essere disponibili. Oggi non si trovano mascherine, non si trovano occhiali, non si trovano elementi di protezione e soprattutto se si trovano a prezzi proibitivi. Un artigiano su 3 si aspetta almeno un dimezzamento dell'attività nel prossimo semestre. Si segna un record di 10.000 richieste degli ammortizzatori per tutelare 40.000 dipendenti. Quanto alle principali preoccupazioni, il 39,5% degli intervistati teme il calo dei consumi delle famiglie, il 32,8% un cambiamento drastico delle abitudini dei clienti, che il 17,4% degli artigiani pensa di poter perdere. Infine, 8 aziende su 10 ritengono che avranno bisogno di interventi a sostegno della liquidità. Il 59,8% delle richieste si concentra su cifre sotto i 50.000 euro. Il grande bisogno di un'iniezione di liquidità da parte delle banche che deve essere garantita con il Fondo Centrale di Garanzia, ripeto ancora, Fondo Centrale di Garanzia che deve essere alimentato non dalle casse italiane ma con le emissioni di Eurobond, perché la Comunità Europea in questo deve intervenire in maniera importante e soprattutto si deve fare presto, perché ogni giorno che passa la situazione economica diventa sempre più pesante.